Venezia va subito nel mezz'angolo da Watt attacca, scarica per Chappell, tiro da 3, centrale, arriva la seconda bomba per la Reyer. Avere un altro canestro tutt'altro che semplice per Watt, dall'altra parte va dentro con la moto Christian Burst, Umana Reyer, Stone chiude il palleggio, si va dentro da Watt, lo svitamento, poi la rovesciata, è buono il canestro. E Cherry è già dall'altra parte, penetra, scarica per Willis che prende immediatamente il tiro da 3 punti. Ora bella apertura di De Nicolò per il tiro da 3 punti di Davide Casarin. Ottima rotazione di Austin Day, il ribaltamento di Wilson per Bortolani, bellissimo il palleggio con step back e gran canestro di Giordano Bortolani. È stata soltanto la sua seconda gara in doppia cifra del campionato, ma potrebbe essere stata di buon auspicio, mentre qui Davide Casarin al piccolo trotto dall'altra parte cerca Watt, non riesce a servirlo, si va però con il triangolo, Watt in qualche modo riesce a ricevere il pallone del migliore tiratore del campionato da 2 punti, sfiorando il 60%. Dall'altra parte Tonut da 3 punti, ormai si è sbloccato. Ora Cherry attacca, bellissima chiusura di Clark, costringe allo scarico Cherry, poi tiro dalla media distanza di Jeremiah Wilson. Cherry che attacca, scarica per Sacchetti, è un brutto scarico però legge tutto Stone, poi incidente stradale tra Stone e Kalinowski, palla recuperata da Chappell. Il passaggio di Stone, si torna da Stone in punta, dentro da Watt, Watt vuole attaccare, gran finta, la solita virata e gran canestro. Non riesce a rubare il pallone, lo recupera, poi alla fine Brescia in qualche modo con Moss e Cherry dall'altra parte, appoggia al tabellone, segna, subisce il fallo Kenny Cherry. Parilla aspetta l'uscita di Vitali, poi c'è il blocco di Burns, il roll di Christian Burns che segna un gran canestro. Ancora una rimessa dal fondo, secondo fallo per Venezia in questo quarto. Vitali esce da guardia pura. Ora Clark ancora nell'angolo per Chappell, altro tiro da quella posizione, questa volta però non può sbagliare Jeremy Chappell. Ha un vantaggio in termini di centimetri, si butta indietro Austin Day, il nuovo più 9, e non poteva uscire in maniera migliore dal timeout Venezia. Qui Wilson da 3 punti, la risposta di Jeremiah Wilson, comunque giocare fino alla fine dentro per Wilson, gran stoppata di Tonut che nega la schiacciata, e Tonut con anche una giocata che potrebbe valere persino la top 10 settimanale. Finisce qui la sfida del Taliercio, l'Umana Reyer Venezia vince 94-87 contro la Germani Basket Brescia.